Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea. LI7, qui Meri 3 sta per arrivare sulle magiche onde di Radio Libertà. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, come sempre in eccesso di velocità, amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera. Sulle note del tema dei chips arrangiato da Alan Silvestri, a noi grazia, 1977. In effetti io sono evidentemente Poncerello, il nostro Lawrence Dumbria, il nostro regista
e Baker, il suo collega biondo. Perché non ti fai biondo, che così rifacciamo la coppia Poncerella e Baker? Che ne dici? Andiamo a vivere avventure assurde sulle autostrade italiane, ci spacciamo per i chips, che dici? Dai, allora al prossimo taglio me li faccio biondi, me li faccio. Alla prossima vita, quando perdo 80 kg, però, se no manco la motocicletta, basta, che poi io vado con la Vespa 125 e devo fare. Va bene, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, appunto. Questo è Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 891 di oggi, giovedì 28 di novembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello fesso, chi non legge radiolibertà.net, perché vi ricordo che radiolibertà.net è diventato un bellissimo giornale online, quindi se non lo leggete siete fessi, fessacchiotti. Perché? Perché vi perdete i Liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin, Vittorio Feltri che oggi ha dato un super bamba straordinario, e poi vi perdete anche le videopillole e molta altra roba ancora. Per cui ricordate, fesso chi non legge radiolibertà.net, precipitatevi in massa e leggete anche voi questo bellissimo giornale online. Le nostre coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 se avete voglia di mandarci le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, oppure se volete telefonare 029294 7222 quando lo dirò io, cioè dopo le 18:30, perché questa sera avevamo come gradito ospite il nostro Fabio Mendolare della Verità, ma ahimè ha marcato visita, non è stato possibile per una serie di contrattempi, e quindi avremo modo di discutere comunque sul pezzo che lui ha pubblicato stamattina su La Verità, pezzo del quale immagino ne avrà parlato anche il nostro Semmi in rassegna stampa. Pagina 2: è clandestino lo slavo che ha scatenato l'inferno al corvetto. Atteso dal GIP il montenegrino che guidava gli assalti, il padre di Rami, no alla vendetta, oggi la visita di Piantedosi. E infatti andiamo a dare un'occhiatina proprio alle agenzie e segnatamente anche alla visita di Piantedosi. La DN Kronos apre con il Libano, che accusa Israele, ha violato più volte il cessate il fuoco. IDF, le forze israeliane, colpito sito Hezbollah con razzi dispiegati. L'agenzia NNA, carro armato ha colpito la periferia della città di Kfar Shuba. I media, Hamas è pronta a una tregua solo dopo l'insediamento di Trump. Ancora, disordini a Milano, Piantedosi assicura la città non è fuori controllo. Vertice in prefettura per affrontare nel dettaglio la situazione legata agli scontri nel quartiere Corvetto. Non si può assimilare quanto successo ai contesti delle banlieue, ha detto il ministro dell'interno. La strage di Rigopiano, la sentenza di Cassazione è rinviata al 3 dicembre. Rigopiano, lo sapete, il 18 gennaio del 17 una valanga travolse un hotel uccidendo 29 persone. La morte di questa promettente campionessa dello sci, la povera Matilde Lorenzi, la procura di Bolzano, è stato un fatto meramente accidentale. La nota un mese dalla scomparsa della promessa dello sci azzurro. Lo sciopero del 29 novembre, lo stop per trasporti, scuole e sanità, i treni saranno garantiti. Il caso Basciano, Sofico De Goni interrogata per 5 ore in procura, mai ritirato la querela. La 23enne ha parlato anche di telefonate e minacce e si è detta disponibile a fornire chat e audio del suo cellulare. Sulla borsa costosa ricevuta in regalo dall'ex ha detto: la butto dalla finestra. Centro pagina, arresto di Netanyahu, la Corte Penale Internazionale pronta alla revoca se Israele aprirà un'indagine approfondita. Daily Crown, voci di separazione tra Harry e Meghan, ma soltanto professionale. Canone Rai, Forza Italia attacca, la Lega si dia una calmata, Salvini un po' paraculo, e poi vedremo che cosa ha da dire diciamo così, che cosa ha da dire in materia Forza Italia al vicepresidente del Consiglio.
Massimo Boldi parla con l'ADN, insomma, l'ADN Cronos presenta Massimo Boldi e il caso Corvetto, genitori permissivi, una volta i nonni tiravano fuori la cinghia e bestia che dolore! Allora, l'ANSA, il processo per Rigopiano, nulla di fatto, slitta al 3 dicembre la sentenza della Cassazione, pranzo di un'ora tra Mattarella e Meloni, nel menù manovra e UE, deve essere stato un pranzo un po' pesante, tensioni nella maggioranza, Forza Italia, la Lega si dia una calmata, Salvini fa il paraculetto, per la precisione. La protesta contro la manovra, lo sciopero, il TAR respinge ricorso contro la precettazione, CGL Will non è il nostro. Chiudiamo infine con la BBC apre con la notizia che Putin minaccia di colpire Kiev, precisamente i centri di decisione del potere, con il nuovo missile ipersonico. Ma adesso, ladies and gentlemen, è giunto il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, io do il benvenuto questa sera alla senatrice Elena Testor, che peraltro è anche segretario della Commissione Bilancio del Senato. Buonasera senatrice, ben trovata, grazie del suo tempo. Buonasera, un saluto a tutti quanti voi. Senta, allora, stasera si parla del DL Fisco. Dobbiamo cominciare a piangere e fare voti alla Madonna, oppure che cosa succede? Sarà un dicembre caldo? Come andrà col DL Fisco? No, vabbè, questo è un intervento che vede, diciamo, la maggior parte del decreto sono rifinanziamenti a fondi, quindi soldi, insomma, che servono per andare a migliorare quelli che sono i fondi già esistenti proprio per le necessità che ci sono. Poi tra il resto ci sono interventi anche, faccio un esempio, sono stati ristorati, cioè elargiti 3,7 milioni per l'anno 2024 per la questione appunto del granchio blu, quindi anche le imprese della pesca e dell'acquacoltura che operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa del fenomeno e quindi saranno ristorati appunto dei danni. E poi c'è appunto la questione del bonus Natale, bonus Befana, come vuole essere chiamato, che sono appunto quei 100 euro che vengono previsti, che erano già stati previsti, su cui è stata ampliata la platea e quindi non solo rivolta a chi ha un coniuge a carico, come era previsto in precedente, ma si introduce di fatto la norma di esclusione per l'indennità di quelli che li ricevevano già, ma soprattutto si apre anche a quelli che non sono, come era previsto prima, di fatto solo sposati, e quindi diciamo si amplia la platea. Quindi perché andare a dire, si cerca sempre di trovare risorse per dare ristoro anche a tutte le persone, quindi io credo che il governo in questo momento stia lavorando bene. È stato un peccato appunto che non è passato l'intervento sul canone RAI, però insomma l'intento è quello appunto di lavorare nell'interesse di tutti i cittadini. Certo, senta, ma per quanto riguarda la vicenda del canone RAI, secondo lei ha senso questa polemica che sta andando avanti? Ora le volevo leggere qui l'ANSA. Non serve una verifica di governo, ma si deve tornare a rispettare il programma sottoscritto con gli elettori e fare le cose condivise. Questo lo dice Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice capogruppo vicario alla Camera, sentito da affariitaliani.it. Un messaggio alla Lega? Si dia una calmata, abbassi i toni, torniamo a parlarci di più, conclude Nevi. Secondo Nevi, Salvini fa un po' il paraculetto e dice che nel programma c'è anche la riduzione della pressione fiscale per difendere l'emendamento bocciato sul canone RAI. Ma quella mancetta di 0,50 euro a cittadino che avremmo regalato anche ai super ricchi sarebbe costata 450 milioni di euro agli altri contribuenti. Ora, lasciamo stare paraculaggini varie ed eventuali o accuse tali che francamente scadono più nel vaudeville che non nella polemica politica e si potrebbero pure evitare, aggiungerei. Ma lei come vede questa presa di posizione? Allora guardi, noi vorremmo addirittura che il canone fosse tolto. Comunque già l'anno scorso era stato abbassato il canone da 90 a 70 euro. Io penso che questa poteva essere una misura che
poteva essere prorogata. Poi chiaramente loro questa volta non l'hanno vista così, per noi era importante insomma dare la possibilità ai cittadini di risparmiare quei famosi 20 euro sul canone. Poi sulla riduzione delle tasse io penso che la Lega ha sempre lavorato per questo, è uno dei nostri obiettivi, da quando siamo al governo col Centrodestra Unita stiamo lavorando proprio in questa direzione. Quindi io sinceramente non alzerei i toni, anzi io credo che si debba andare avanti coesi tutti quanti proprio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, per cui la gente ci ha eletti. Certo, sicuramente. Insomma, diciamo che magari si potrebbe tornare a parlare di più anche della questione canone Rai senza bisogno di dare etichette al collega, diciamo. Certo, vabbè, ma poi diciamo noi abbiamo fatto questa proposta, ci tenevamo che avesse l'esito che aveva avuto l'anno scorso e vabbè, adesso andiamo avanti, insomma, perché adesso c'è la legge di bilancio, dobbiamo insomma cercare di lavorare a continuare a tagliare il cuneo fiscale alle fasce deboli, perché questo è un obiettivo che ci siamo prefissati. Come sapete siamo riusciti a rendere strutturale questa misura, credo che sia un obiettivo importante. Quindi quello di aiutare famiglie e imprese proprio per superare questo momento che diciamo si sta trascinando ancora per gli strascichi e della pandemia e per la guerra, e quello che noi vogliamo è dare risposte concrete proprio all'economia reale, quindi aiutare le famiglie fragili perché poi riversano diciamo, all'interno dell'economia reale, far continuare a girare l'Italia, e vediamo insomma che le misure che stiamo mettendo in campo danno i loro frutti, sia per quanto riguarda diciamo la crescita che ha tenuto rispetto ad altri paesi, sia per quanto riguarda insomma la disoccupazione, che come sapete insomma sono stati abbassati diciamo le persone disoccupate, c'è più occupazione, e questo credo che delinei insomma la buona linea del governo. Certamente. Benissimo, allora onorevole, io senatrice mi scusi, la ringrazio molto del suo tempo e al piacere di ritrovarci presto. Va bene, grazie a lei, buona serata, arrivederci. Grazie a lei, buona serata. Sigla. Qui Parlamento. Ecco appunto, insomma, cerchiamo di occuparci delle cose concrete anziché di dare epiteti alla gente. Allora, bella gente, da questo momento il telefono è aperto 0292947222 se volete intervenire, oppure 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp, anche perché i temi questa sera non ci mancheranno affatto, anzi abbiamo molto di cui discutere, molto su cui tra l'altro riflettere. Vi stavo dicendo dello sciopero del 29, cioè di domani. Abbiamo sempre qui la DN Cronos, sciopero 29 novembre, stop per trasporti, scuola, sanità, treni garantiti. Abbiamo una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, chi è là? Chi è qua? Sempre qua Antonino, Ciao, Antonello del Veneto. Ciao. Insomma, mi aspettavo che anche questa sera parlavi dei 20 euro, dei 20 euro. Quali Mamma 20 euro? mia, quali 20 euro? Quelli della riduzione del canone? Sì. Ma vedi, non so se te ne stai accorgendo, ci stanno trattando proprio come degli straccioni noi cittadini. 20 euro? Ma come sono 20 euro? È un po' come quella pubblicità, sai, di quel noto supermercato. 5 euro ti dà il lunedì, 5 te ne dà il martedì, 5 il mercoledì. Ci stanno trattando come degli straccioni. Facciamo una cosa più chiara e più semplice, ovvero fuori le cervella, organizziamo una nazionale, una come si dice, non guardare Mediaset per 2 giorni alla settimana. Questa è una proposta sensata, cioè tutti quanti evitiamo di guardare
qualsiasi canale Mediaset per una settimana. Capisci il punto? Vedrai come il caro Berlusconi bis comincerà a tirare i remi in barca col suo amico la Pollaia Tajani. Chiaro? Ciao Antonino, buon lavoro. Ciao Antonello, pausa e poi ci ascoltiamo Gabriella Ronza che stasera ci parla in Epos della mitologia dell'inverno. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dal solstizio d'inverno, eppure il primo freddo è arrivato. Se siete lì già con la vostra cioccolata calda o le lunghe serate davanti alla televisione coperte dal vostro piumone, allora siete anche pronti per il video sulla mitologia dell'inverno. Terminiamo con l'inverno questo ciclo sui miti collegati alle stagioni. In descrizione troverete i link che vi collegano ai video precedenti sulla stessa tematica. Il solstizio d'inverno è un evento atteso da molte popolazioni. Quest'anno cade il 21 dicembre. I Celti conoscevano il solstizio d'inverno come Iule e lo festeggiavano nei giorni che vanno dal 19 al 23 dicembre. Si celebrava il passaggio dalle tenebre alla luce, poiché col solstizio d'inverno si lasciano alle spalle le notti più corte. In questa occasione molti erano considerati simboli sacri. Il vischio, che noi conosciamo come pianta natalizia, era particolarmente sacro ai druidi e simboleggiava la vita. In Scandinavia il solstizio nelle comunità pre-cristiane si festeggiava il 13 dicembre. Questa data oggi nei paesi di tradizione cristiana coincide con Santa Lucia, la santa collegata alla luce, appunto, alla luminosità. Quel giorno, cioè appunto il 13 dicembre, si accendevano grandi falò che rappresentavano la sconfitta del buio e dell'oscurità della notte. Oggi queste celebrazioni sono sostituite da festival delle luci, in cui si organizzano parate ove sono presenti bambini vestiti di una tunica bianca, coronati di candele che simboleggiano la luminosità, la vittoria della luce. In alcune città o paesi la figlia maggiore di una famiglia al mattino presto di questo giorno veste un abito bianco e prepara caffè e dolci per il resto della famiglia. Per gli antichi romani il solstizio d'inverno era il giorno del Sole Invictus, giorno di nascita del Sole Invincibile. All'inverno sono collegati per molti popoli divinità o personalità mitologiche. Ricordiamo ad esempio Kajak, antichissima divinità dei paesi nordici, che potrebbe aver avuto origine nelle isole britanniche. Rappresentata come un'anziana, darebbe forma alla terra, creando laghi, colline, isole. Sarebbe inoltre in grado di congelare la terra e creare tempeste. Nella mitologia norrena il dio Ulr viene altresì collegato all'inverno. È il dio sciatore, un'entità positiva, benevola e luminosa. Nel nostro interesse per la simbologia archetipica ricordiamo che l'inverno è l'espressione della morte simbolica della terra, stagione poi seguita dalla rinascita primaverile. Seguendo questa linea mitologica, il buio e il freddo saranno sconfitti dal calore e dalla luce, ma senza di essi non potremmo apprezzare i momenti di gioia delle stagioni successive. Ma anche nell'oscurità dell'inverno c'è un punto di luce. La neve, ad esempio, naturalmente collegata al freddo e quindi alla stagione invernale, è simbolicamente espressione di purezza, rinascita e trasformazione. Siamo giunti alla fine di questo video e di questa rubrica. Fatemi sapere nei commenti se conoscete altri miti occulti collegati alle stagioni, non solo all'inverno ma anche a estate, primavera e autunno. Sono qui per leggervi. Inoltre accolgo suggerimenti per nuove rubriche e vi ringrazio perché nonostante questo sia ancora un piccolissimo canale,
Noto che tante persone cercano di darmi consigli, suggerimenti, opinioni che mi aiutano a crescere. Vi abbraccio. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In effetti, se uno ci pensa, sì, c'è un mito dell'inverno che mi ha sempre affascinato ed è quello di Santa Lucia. Io non ho mai capito come una ragazza siracusana, quindi siciliana cresciuta a latitudini ben calde anche durante l'inverno, insomma, comunque un po' più calde rispetto a quelle della pianura padana, abbia conquistato appunto questa passione nel mantovano e nel bresciano, no? Santa Lucia che porta i regali, correggetemi se sbaglio, e addirittura sia arrivata fino in Svezia dove, come sapete, nel periodo appunto natalizio si elegge la Santa Lucia dell'anno, si sceglie una ragazza diciamo appena maggiorenne, bionda, con gli occhi azzurri, ed è lei il simbolo di questa luce che in fondo è insita anche nel nome Lucia. Mi ha sempre affascinato questa cosa. Come abbia fatto, ripeto, da Siracusa ad arrivare fino alla Svezia, ad arrivare fino alle lande padane, alla Svezia e così via. Insomma, voi, secondo voi perché? Secondo voi cosa c'è in tutto questo? Effettivamente Epos stasera ci ha offerto un interessante tema sui miti dell'inverno e non solo. Parlavamo, diciamo, ieri per esempio con Roberto Giardina, parlavamo del Natale in Germania, che a quanto pare quest'anno sarà un pochettino stentato, quindi insomma affidiamoci ai miti, ai riti e al concetto di sacro furto che fu teorizzato da Sant'Agostino, mediante il quale il cristianesimo cristianizzò e si appropriò di feste che altrimenti erano nate come feste pagane. Visto che si parla di canone Rai, io ho qua in mano un report dell'Aggi, è un po' stagionato perché è della fine del 2019, però più o meno a grandi linee i discorsi sono quelli. A proposito di canone Rai, sentite qua. Vediamo come sono messi gli altri. In Germania la televisione pubblica è finanziata da un canone che deve essere pagato a tutti i proprietari di casa al di là del fatto che abbiano materialmente un apparecchio televisivo o meno. Sono 17,50 € al mese, sono possibili riduzioni ed esenzioni, immagino che ora saranno molte di più. La televisione pubblica francese invece è il canone anche nel Regno Unito. In Spagna il canone non si paga più dal 2010 perché la RTVE, che è la Corporación de Radio y Televisione Spagnola, è finanziata un po' dalle tasse e un po' da contributi che vengono versati dagli operatori privati. Quindi, tra l'altro, questa fu una decisione che prese Zapatero. Non solo non si paga più il canone per la televisione spagnola, ma non c'è più nemmeno la pubblicità. Non prende più pubblicità e questo, secondo me, permettete, potrebbe essere una soluzione buona anche per la Rai. Non ti chiedo il canone, non ti do la pubblicità, però a quel punto, a maggior ragione, la Rai sarebbe svincolata dall'andare a inseguire l'Auditel prodotto dalle altre televisioni. Vediamo un po', insomma. Si parla sempre, sapete, si parla sempre del mito della BBC, della televisione inglese, o comunque della radio anglosassone di Stato. Certamente la qualità del lavoro che viene fatto dai colleghi in Inghilterra è indiscutibile. Sono 100 anni di storia e hanno raccontato veramente la storia del mondo. Detto ciò, è altrettanto vero che se io devo pagare un canone, devo avere qualcosa in cambio e quel qualcosa in cambio non può essere certamente la Rai che insegue le TV private. Questo è poco ma sicuro. La Rai a buon diritto si può definire orgogliosamente la più grande industria culturale d'Italia, però deve essere un'industria culturale e deve rialfabetizzare una nazione. Ci sono tante persone, per esempio,
anziane che magari nel corso della loro vita non hanno avuto la possibilità di farsi una cultura a dovere, di studiare. Anche solo poter vedere i programmi di Rai Storia, per esempio, rappresenta per loro un approfondimento, rappresenta un'erudizione. Anche i ragazzi possono scoprire qualcosa attraverso la memoria elettronica, che in fondo è la televisione, la memoria elettronica degli ultimi 70 anni di storia del nostro paese. Quindi anche questo è da vedere, anche questo forse è un tema di riflessione, visto che si parla tanto della riduzione del canone o della sua eliminazione. Poi Antonello diceva, ci tolgono soltanto 20 euro che ci stanno facendo l'elemosina. Diciamo che la coperta è quella, caro Antonello, per cui si cerca di togliere, si cerca di limare il più possibile. Se fosse per me, figurati, io abolirei anche la tassa di possesso delle automobili. Sarei disposto a pagare un litro di benzina anche 2,50 euro, però quando pago circolo. La macchina sta ferma nel parcheggio? Non ti do una lira. E che problema c'è? No, che la macchina sta ferma nel parcheggio e io devo tenerla comunque assicurata e comunque devo pagare una tassa di possesso. Per quale motivo? Cioè, vedete, si parte dal canone, ma sarebbero tanti gli esempi sui quali potremmo discutere. 0292947222 se avete voglia di intervenire attraverso il telefono, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp, che dir voglia. Sì, c'è poi, lo sapete, c'è stata questa notizia che è arrivata oggi da Vigevano. Sapete che è stato arrestato il sindaco di Vigevano per corruzione. Matteo Salvini è intervenuto, ha detto: lo conosco, è una persona onesta. 5 sono gli arrestati appunto nell'ambito dell'inchiesta Vigevano-Pavia per reati contro la pubblica amministrazione. Insieme al sindaco leghista di Vigevano Andrea Ceffa, 51 anni, della Lega, al secondo mandato, sono ai domiciliari la consigliera comunale Roberta Giacometti, 43 anni, unica eletta della civica di centrodestra Vigevano Riparte, l'amministratore unico della partecipata SM Veronica Passarella, 52 anni, il direttore amministrativo della stessa società Alessandro Gabbi, 53 anni, e l'amministratore di una società del gruppo SM Vigevano Distribuzione Gas, Matteo Ciceri, 49 anni. Al momento risultano indagati a piede libero e destinatari di perquisizioni l'ex europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, 49 anni, e l'imprenditore edile Alberto Righini, 51, amministratore unico della Vicos di Vigevano ed ex presidente provinciale e vicepresidente regionale di ANCE, associazione dei costruttori. Andiamo al telefono, pronto, chi è là? Ciao, senti, sono Max Veneto. Senti, ciao Max. Senti, di quello che è successo ieri sera a Porta, non ne parla nessuno in tutta Italia oggi? Dillo tu, cos'è successo ieri sera a Porta? Ieri sera uno del PD ha fatto una gaffe, che quello di Del Mastro in confronto è una battuta incredibile. Io pensavo che oggi ci fosse stato il VAR per quello che è stato detto ieri sera, tipo Del Mastro, che se ne è parlato prima della campagna elettorale su Rai 1 come seconda notizia, il giorno prima delle elezioni in Liguria, no, delle elezioni in Emilia e in Umbria. Ora, ieri sera si parlava di riforma della giustizia da Vespa. Sì. E Vespa c'era la Serracchiani, che mi pare che sia vice segretaria, adesso non so bene. Sì. Comunque è una che conta. E Vespa, per fargli capire che la separazione delle carriere era una cosa importante, ha fatto riferimento al fatto che il giudice Falcone aveva detto che la riforma della separazione delle carriere era una cosa importantissima, fondamentale. Che è verissimo. E sai cosa ha risposto lei? Ha risposto che anche la P2 voleva la separazione delle carriere. Che è una cazzata. Al che è nata una piccola rissa con Donzelli, che gli ha detto: beh, ma tu paragoni il giudice Falcone alla P2, e lei ha detto: non ti permettere. Ora, se questa cosa l'avesse detto uno di destra, oggi non si parlerebbe d'altro. È per quello che dico, lasciamo stare il canone, contano chi mettiamo a dirigere le reti Rai, non conta i 20 euro in più o meno, non è quello che conta. È per quello che io ho detto che conta chi ha l'informazione in Italia l'altra settimana,
Perché questa notizia, se l'avesse detta una di destra, se ne parlerebbe mattina, sera, notte. Ti rendi conto di cosa ha detto? Sì, ha detto un'emerita Andatevi a vedere la cazzata, perché non si registrazione se può non ci credete. accomunare il fatto che l'abbia detto Falcone al fatto che l'abbia previsto anche il piano di rinascita nazionale della P2. Ma vedi, questo è il livello del dibattito in Italia, che peraltro è pari a quello che c'è stato in America durante le presidenziali poi stravinte da Trump, quando lo accusavano di essere chiamato a eseguire la piattaforma 2025, che secondo i democratici sarebbe la distruzione sistematica delle garanzie costituzionali in America sulla base di questo documento preparato da questa piattaforma, che peraltro non ha niente a che fare con Trump, e però tutto è buono e tutto fa brodo per poter fare bordello. Ma guarda, vedi, il problema è che tutte le volte in cui si parla di separazione delle carriere, sostanzialmente loro in automatico dicono lo voleva anche la P2. Quando era vivo Berlusconi, poi non ne parliamo, quando si parlava di separazione delle carriere, oltre a dire che lo voleva la P2, aggiungevano che Berlusconi era la tessera numero 1816 della loggia Propaganda 2, Berlusconi, che venne peraltro audito dalla commissione Anselmi, è stato più volte interpellato sulla cosa, disse: mi avevano mandato sta tessera come liberi muratori, io ero in riunione all'epoca dell'Italcantieri quando stavo costruendo Milano 2, arrivò sta tessera, mi venne da ridere, ci facemmo una risata in consiglio d'amministrazione e gli rispedimmo la tessera al mittente. Per cui voglio dire, è inutile che stiamo a discuterne, cioè è proprio una risposta automatica e lo voleva la P2. Se per questo, vabbè, lasciamo perdere, perché sennò poi uno magari fa delle battute anche al limite della comprensione e del paradosso. Però il punto è che ormai questa risposta automatica lo voleva anche la P2. Mi ricorda molto quando ammazzano qualcuno e puntualmente c'è l'intervista al vicino di casa che dice salutava sempre. Allora, voglio la separazione delle carriere, questo governo la farà, lo voleva la P2. È la stessa cosa. La P2 però, e questo forse molti lo dimenticano, la P2 è morta e sepolta. La P2 è stata sciolta con una legge del 17 gennaio del 1982. C'è stata una commissione d'inchiesta. La P2 è finita. Licio Gelli è morto. Punto. È roba di 45-50 anni fa e più. È ormai roba finita nei libri di storia. E comunque il fatto che un gruppo di masnadieri, quale appunto la P2, abbia sostenuto la validità della possibilità di separare le carriere non vuol dire niente, perché se un'idea è buona sia che la sta enunciando un gruppo di masnadieri come la P2, che un galantuomo, un eroe, una persona specchiata e per bene che con la P2, grazie a Dio, non ci ha mai avuto a che fare, e se ci avesse avuto a che fare gli avrebbe infilato una serie di mandati di cattura che avrebbe fatto tremare non l'Italia ma il mondo, quale era Giovanni Falcone. Cioè, non c'entra niente che anche la P2 volesse la separazione delle carriere. A me interessa il principio. Questo principio è stato postulato e approvato, ribadisco, da un fior di galantuomo, che dovrebbe esserci un monumento a ogni cantoniera d'Italia di questo galantuomo, insieme con Paolo Borsellino, con Francesca Morvillo e con tutti gli uomini della scorta, a perenne ricordo di tutte le vittime di mafia e di terrorismo di questo paese. E se un galantuomo specchiato, che è un eroe, che si chiama Giovanni Falcone, ha detto che era giusta la separazione delle carriere, a me interessa che sia giusto il principio. Punto. Punto. Poi che continuino a rivangare la P2, la P3, la P4, la P5, ma chi se ne frega? Se il principio è buono lo stesso. Punto. Dice, ma l'ha detto la P2? Sì, ma l'ha detto anche un eroe che si chiamava Giovanni Falcone. Io preferisco attaccarmi al ricordo di un eroe e di una persona per bene, quale Giovanni Falcone, di una famiglia per bene, quale Giovanni Falcone. Quindi, perché Giovanni Falcone non è che è un eroe e come tale è lontano da noi.
Ma Falcone, Borsellino, tutta questa bellissima gente qui, sono tutti parenti nostri, di noi italiani per bene. Quindi quando vi dicono, ma la P2 lo voleva, non me ne frega niente, perché io sono un italiano per bene. E Giovanni Falcone mi viene parente, come mi viene parente Paolo Borsellino e tutti gli altri. E se Giovanni Falcone diceva che era un giusto principio separare le carriere dei magistrati, io che sono parente di Falcone perché sono un italiano per bene, e la sua morte mi ferisce e mi offende ancora oggi dopo più di 30 anni, beh, allora per me va bene che l'abbia detto lui. Punto. Molto semplicemente. Dipende da che parte volete stare. Dipende da che parte volete stare. Cioè, ormai sta storia... Tu hai ragione a indignarti, Max, attenzione, non ti sto dicendo che hai sbagliato, ti sto dicendo tu hai la sacrosanta ragione di indignarti. Ma ormai vedi, è un'arma spuntata, un refrain che peraltro, sai qual è il fatto? Tanti nemmeno colgono più. Ma tu prova a fermare uno di 20 anni e gli dici, scusa, ma tu lo sai che voleva la P2 col piano di rinascita nazionale? Poi sai, ti voglio dire anche un'altra cosa. Negli anni 70 il settarismo, che ora è riapparso ed è riemerso in una maniera vomitevole, e lo vedete, e tra poco ve ne parlerò, perché io trovo per esempio incredibile, c'è anche quest'altro pezzo dalla Verità che io vi voglio segnalare, scritto da Francesco Borgonovo, lo voglio salutare. Pensate qua, donne che parlano d'aborto si possono zittire, i Maranza che sfasciano tutto vanno capiti, è colpa dei fascisti al governo che non li integrano. Invece i cattolici in statale a Milano, critici su gender e interruzione di gravidanza, si devono silenziare con insulti, bestemmie e spintoni, con la benedizione della Schlein. Ecco, Francesco Borgonovo, che ha scritto un articolo sacrosanto, aggiungerei, sacrosanto, ancora una volta affonda il dito e tutto il braccio nella piaga, perché vedete, il settarismo, che come vedete è riaffiorato ed è riemerso con una violenza, con una virulenza, non violenza, virulenza e violenza verbale raddoppiata rispetto agli anni 70, e questa cosa qui era un tempo nel quale chiunque facesse un'osservazione sensata veniva automaticamente tacciato di fascismo. Faccio un esempio banale. Nel 1975, l'allora Presidente della Repubblica Giovanni Leone, uno degli uomini che è stato più calunniato e distrutto in questo Paese, e questo Paese ha fatto a tempo a chiedergli scusa, o meglio, ha fatto a tempo lui a campare a lungo e ricevere le scuse di chi lo portò in croce e lo fece dimettere, ma non dei giornalisti dell'Espresso che lo hanno diffamato, questo lo dicono le sentenze dei tribunali. Leone scrisse questo famoso messaggio alle Camere, in cui sostanzialmente venne fuori l'idea che una repubblica presidenziale o comunque una repubblica con dei poteri più definiti del Presidente della Repubblica sarebbe stata anche da considerare, anche per capire il riparto delle responsabilità nell'equilibrio dei poteri. Leone, vorrei ricordare, per chi non lo sapesse, è stato uno degli estensori della Costituzione più bella del mondo, soprattutto per quanto riguarda la sezione dedicata alla magistratura, visto che lui è stato uno dei più grandi nomi processual penalistici del XX secolo. Bene, per aver affermato questa cosa, Leone venne crocifisso e venne accusato di fascismo, perché nella testa del Partito Comunista Italiano quello che Leone aveva detto era sostanzialmente una sorta di pronunciamento per la Repubblica presidenziale di sapore peronista e come tale fascista. Una Repubblica presidenziale non è fascista, non lo sarà mai, perché la gente vota e se non ti piace ci sono tutta una serie di sistemi di check and balances, appunto di sistemi giuridici che limitano i vari poteri e permettono al sistema di fare pulizia. Pensate all'America. Avete visto le camicie che ha dovuto sudare Trump per poter tornare alla Casa Bianca? Funziona così nelle democrazie. Funziona così. E quando sarà lassù, malgrado abbia comunque il Parlamento a suo favore, malgrado abbia buona parte della Corte Suprema a suo favore, comunque ci saranno delle regole che gestiranno il suo rapporto e la sua dialettica del potere.
nel 1975 fare una discussione e dire io sono a favore della Repubblica presidenziale significava tout court passare per fascista. E oggi fare l'affermazione io sono per la separazione delle carriere dei magistrati, come vedete, allo stesso modo vi fa passare per piduisti, cioè per gente che voleva sovvertire lo Stato. Quando invece, torno a ripetere, persone che mi sembrano tutto fuorché sovvertitori dello Stato e che anzi questo Stato hanno difeso morendo per esso, dicevano guardate che la separazione delle carriere dei magistrati è giusta. Tutto qui. Tutto qui. Questo è il settarismo e l'impossibilità anche del dialogo che spesso su certi temi viene fuori. Anzi, non proprio l'impossibilità, ma l'immaturità del dialogo. L'immaturità del dialogo. Perché anche solo parlare di questo vuol dire fascismo. Voi dite, io non voglio l'utero in affitto? Siete dei fascisti e siete degli omofobi. Cioè non c'è più l'idea parliamone, perché soprattutto non c'è più una cosa che diceva Aldo Moro, che era anni luce superiore al mondo politico in cui viviamo noi oggi. Cioè lui diceva questa cosa, lui ci parlava con la gente, specialmente con i giovani. Ma alla fine c'era una frase che lui diceva quando non era più il caso o non era del tutto convinto. Comprendiamo, ma non condividiamo. E questo non vuol dire che mi cadono i cabasisi sol perché t'ho detto che capisco le tue opinioni, ma non le condivido. Non vuol dire che non me ne frega niente. Vuol dire che mi importa. Ma non sono in grado di venire appresso a un ragionamento del genere. Perché? Perché i miei principi non me lo permettono, perché non ritengo che sia giusto, perché la mia coscienza molto semplicemente me lo impedisce. Punto. Non c'è più questa capacità, non c'è più questa capacità di comprensione. C'è solo, non voglio questa cosa, fascista. Voglio la separazione delle carriere, piduista. Voglio quest'altro, porco, e così via. Ma questo non è più dibattito. C'è un'altra telefonata, pronto? Chi è là? Io chiamo dalla Calabria, sono Pino. Ciao Pino. Ciao. Da che parte della Calabria mi chiami? Scalea. Ah, saluti. Che tempo fa Scalea? Insomma, un poco variabile il tempo, un poco c'è soleggiate con qualche nuvola, insomma, però molto caldo, ancora caldo, non freddo. Bene, dici tutto. Dico, io sono d'accordo con tutto quello che hai detto, anche con le telefonate dei precedenti. Il problema è che questa sinistra è sempre uguale, non è che questi basta dire che erano una volta nei suoi canti, nelle sue canzoni, erano con la Russia e adesso vogliono sembrare di essere contro la Russia. Il popolo che andavano avanti popolo e adesso sono il popolo, non si può, una parola che non si può nominare. Questi sono sempre gli stessi, hanno cambiato nome, ma perché hanno cambiato nome? Perché la loro storia era una storia impresentabile e quindi per andare al potere, per il potere hanno cambiato il nome. Dopo che è caduto il muro di Berlino, quindi sono comunisti nell'essenza, nel modo di pensare, nella mentalità, sono comunisti, non possono diventare mai una sinistra democratico, socialdemocratico, socialista che volsi dire, anche se loro appartengono al gruppo socialista europeo, perché il loro DNA è quello e quindi non ci fai niente, loro dicono sempre le stesse cose, ripetono sempre le stesse cose, vivono sulla calunnia, sulla denigrazione dell'avversario, quindi non bisogna dargli retta a questi qui, bisogna farli andare per la loro strada, ma dire alla gente che di democrazia e di democratico non hanno niente, altro che il comunismo è uguale al nazismo. In Europa c'è stata una votazione dove è stato preparato il comunismo uguale al nazismo. Come i nazisti hanno ucciso gli ebrei, Stalin in Russia ha ucciso gli ebrei. Quella storia è quella, la loro è quella storia e basta. E quindi perdere tempo su queste persone è quasi forse inutile. Ciao, ti saluto.
Ciao, allora, mi viene difficile accostare comunque la Serracchiani o l'attuale classe dirigente del PD a Stalin e a quello che lui ha fatto agli ebrei, per quanto il Partito Democratico, soprattutto nei confronti di Israele, ha adottato una posizione che non esito a definire antisemita, ma la cosa che più, sai, mi tocca del tuo ragionamento. Il Partito Comunista Italiano, fino a quando Berlinguer non disse che lui si sentiva tutelato dall'ombrello della NATO e non dal patto di Varsavia, quindi stiamo parlando del 76-77, mi pare che il Partito Comunista abbia perseguito non poco una politica anti-americana, non poco una politica che voleva portare l'Italia fuori comunque dal concerto della NATO, fuori, voleva farci diventare sostanzialmente un paese non allineato, se non un paese vicino o tendente al patto di Varsavia. Questo credo di no, ma certamente saremmo diventati tipo la Jugoslavia, l'Albania, tutte nazioni che evidentemente a quel tempo prosperavano. E lo dico con ironia, la amara ironia, sia chiaro. Vorrei dire una cosa prima di chiamare la pausa e poi ci sentiamo un bel pezzo, ci sentiamo Lucio Battisti, l'interprete di un film. La sinistra vera, quella riformista, quella dialogante, quella che aveva un'idea di futuro in questo paese, non era quella del PC di Berlinguer, era il PSI di Bettino Craxi e lo hanno distrutto. Pausa e poi Lucio Battisti, l'interprete di un film 1977, a tra poco. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
A te la linea. Grazie Lorenz, avete ascoltato alle 19:06 minuti e 32 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà Lucio Battisti, l'interprete di un film da Io, tu, noi tutti, del grande album dell'immenso Battisti del 1977. Allora, qualche aggiornamento intanto dal mondo, poi passiamo appunto agli altri temi che volevo commentare insieme a voi. Allora, la BBC riferisce che sapete che Putin ha scatenato una serie di attacchi con questo suo nuovo missile ipersonico che si chiama, aspettate un attimo che ve lo dico, come si chiama qua l'ennesimo missile prodotto dai russi, si chiama Oreshnik e in particolare questo Oreshnik viaggia a una velocità, scrive la BBC, di Mach 10, ossia pari a 2,5-3 km per secondo, quindi 10 volte la velocità del suono, e secondo Putin questo missile ipersonico al momento non avrebbe alcuno strumento di contrasto, non sarebbe possibile abbatterlo. In tutto questo cosa è accaduto? Perché Putin ha anche tenuto una conferenza stampa e nel corso di questa conferenza stampa lui ha detto alcune cose. Lui ha detto che intanto l'attacco che è stato lanciato dai russi contro la rete elettrica dell'Ucraina è in risposta all'attacco che è stato compiuto utilizzando le armi occidentali. Non possiamo che fare attenzione al fatto del loro uso, ha detto Putin nelle osservazioni nel corso di una conferenza stampa in Kazakistan, e ha detto che l'uso di missili forniti dagli occidentali contro la Russia significa il coinvolgimento diretto delle nazioni occidentali nel conflitto e porta dei rischi. Nel frattempo Putin ha anche aggiunto che Mosca utilizzerà tutte le armi di distruzione a disposizione della Russia nel caso in cui l'Ucraina dovesse ottenere delle armi nucleari. Questa è una dichiarazione che è stata battuta dall'agenzia stampa russa RIA Novosti. Noi non permetteremo tutto questo. L'osservazione di Putin arriva dopo che la scorsa settimana il New York Times ha detto che a quanto pare si stava discutendo alla Casa Bianca di una serie di strumenti che Biden potrebbe mettere in campo in questi ultimi 50 giorni prima dell'entrata in carica di Donald Trump il 20 di gennaio prossimo per difendere l'Ucraina. Secondo il New York Times si parlava di deterrenza, qualcuno addirittura aveva suggerito la restituzione delle armi atomiche che erano state portate via dall'Ucraina alla fine della guerra fredda. Sebbene è chiaro che una decisione del genere potrebbe essere sia complesso che anche capace di potenziali, diciamo così, come possiamo dire, di severe ripercussioni. L'effetto di questo attacco è stato tale che a Leopoli la gente ha bisogno dei generatori elettrici per poter andare avanti, mentre invece per quanto riguarda il freddo, malgrado tutto questo, a Kharkiv, che è stata colpita questa notte appunto con questo nuovo missile russo, malgrado questo riuscirà a Kharkiv, si farà lo stesso il pranzo del ringraziamento, perché le ferrovie dello Stato ucraine stanno portando dei treni con dei viveri per nutrire la popolazione di Kharkiv con dei pacchi dono, dei pacchi regalo. La BBC a questo punto, su questa storia di Putin che dice che l'attacco con il missile ipersonico avviene perché l'Ucraina si è servita di missili occidentali forniti dagli occidentali per colpire la Russia, la BBC ha parlato con Oleksiy Goncharenko. Forse qualcuno di voi se lo ricorderà, è stato ospite anche a Zoom ed è rimasta famosa quell'intervista, quantomeno nel mio ricordo, perché mentre mi parlava del rifugio dove era mi tirò fuori il Kalashnikov in videoconferenza Skype. Insomma, mi è successo di tutto nella mia vita, a meno che uno mi tirasse fuori il Kalashnikov
mentre parlava, dicendo che sostanzialmente gli ucraini si sarebbero difesi fino alla fine. E allora la BBC appunto ha parlato con Goncharenko, e Goncharenko, che rappresenta tra l'altro la città di Odessa, quindi nei prossimi giorni torneremo a Odessa per sapere come vanno le cose. Goncharenko dice che l'affermazione del fatto che gli attacchi russi di ieri notte sono stati in risposta al fatto che gli ucraini si sono serviti di missili americani e inglesi è ridicola. E il 24 febbraio 2022 è avvenuto in risposta a che cosa? Chiede Goncharenko, parlando appunto alla BBC. Il 24 febbraio 2022, per chi non lo ricordasse, è infatti il giorno dell'invasione russa dell'Ucraina. Odessa, scrive la BBC, è stata una delle città che sono state colpite dall'attacco notturno dei russi, e pare ci sia stato un ferito. Goncharenko dice anche che la corrente elettrica è stata parzialmente riattivata in alcune parti della città, a seguito ovviamente del fatto che durante la giornata c'è stato il blackout. Ora, perché tutto questo accade? Perché questi attacchi con i droni e con i missili accadono? E allora c'è un'analisi che vi sottopongo da parte della collega Sara Rainsford, che scrive per la BBC da Varsavia, e dice questo, dice: credo che questi attacchi suggeriscano anche una sorta di pressione, il grado della pressione sullo stesso Putin. Questo perché Putin deve a questo punto chiudere la sua invasione su larga scala al più presto e dichiarare un qualche tipo di vittoria, prima che questa guerra diventi pericolosa per lui a livello interno. Fino ad oggi è riuscita ad evitare qualunque mobilitazione generale, che sarebbe stata ampiamente impopolare, ma decine di migliaia di famiglie russe hanno perso padri e figli, e Putin ha dovuto reclutare dei soldati nordcoreani per poter ripianare le perdite. Le forze di Putin stanno avanzando nell'Ucraina orientale, ma sono ancora ben lontane dall'ottenere il controllo di tutta la terra che egli stesso tempo fa ha dichiarato essere parte della Russia. Adesso Putin sta soffrendo un'inflazione galoppante nel paese, un rublo sempre più debole, il che significa che tutti quei russi che fino ad oggi sono riusciti a tenere le loro teste giù e a far finta che la guerra alle porte di casa non stia avvenendo, stanno cominciando a sentire naturalmente i suoi colpi. Ecco perché gli attacchi della Russia sulle infrastrutture civili, che Kiev denuncia come tattiche terroristiche, continueranno, e probabilmente ci sarà un'escalation, specialmente nel momento in cui l'inverno comincia realmente a colpire e a farsi sentire. Quindi c'è anche questo fatto che il generale inverno potrebbe servire alla Russia per fiaccare il morale o la determinazione degli ucraini. Questa è l'analisi della collega da Varsavia per conto della BBC. Diamo un'occhiata allo sciopero del 29 novembre, invece, sciopero generale precettato di 4 ore nel trasporto pubblico aereo e marittimo domani 29 novembre, scrive la DN Kronos, in occasione della mobilitazione nazionale proclamata da CGIL UIL. Secondo una nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti, il presidente della terza sezione del TAR avrebbe infatti bocciato il ricorso d'urgenza promosso da alcuni sindacati contro la precettazione firmata da Matteo Salvini, che esprimeva grande soddisfazione. La CGIL UIL in una nota congiunta precisano: il ricorso d'urgenza contro la precettazione rigettato dal TAR, di cui si ha notizia da organi stampa, non è quello presentato dai due sindacati. Noi rispettiamo la precettazione di Salvini, sulla quale abbiamo depositato ricorso al TAR, ricorso che non è stato ancora discusso. Nella nota del MIT manca una precisazione: si sono dimenticati di dire chi ha presentato il ricorso. È un tentativo di dire che hanno ragione, ma il TAR non si è ancora espresso sul nostro ricorso, come ha spiegato il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri a Tagadà su La 7. Continua poi la DN Kronos: lo sciopero di 8 ore contro la manovra per il potere d'acquisto e il rinnovo dei contratti resta in piedi invece per gli altri settori pubblici e privati coinvolti, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche alle poste, passando per giustizia, commercio, ministeri e vigili del fuoco.
Per tutti i settori coinvolti lo stop previsto è dunque di 8 ore o l'intero turno di lavoro. Escluso del tutto il trasporto ferroviario, che accogliendo le rilevazioni del garante scioperi era stato già sfilato dalla lista dei settori aderenti alla mobilitazione nel rispetto alla regola dei 10 giorni. I treni sono dunque garantiti. Lo stop per gli aerei, compresi i controllori di volo e servizi di terra, sarà dalle 10 alle 14. Per bus, metro e tram, così come per navi e traghetti, sarà invece dalle 9 alle 13. E poi naturalmente ci saranno cortei e manifestazioni in tutta Italia, riferisce sempre l'ADN Cronos. Allora, 0292947222 se volete dire la vostra per telefono, oppure 340 670 9659. Vi dicevo questo per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Vi dicevo, io avevo chiesto a Fabio Mendolara di essere dei nostri, ma vi volevo sottolineare questa cosa. Partiamo da questo articolo che lui, vi dicevo, ha scritto sulla Verità di stamattina. Sentite un po'. Parliamo ovviamente della rivolta che c'è stata a Corvetto in seguito all'uccisione, o meglio, alla morte di Rami, questo ragazzo di 19 anni che è morto durante un inseguimento delle forze dell'ordine. Dal campo di battaglia urbano di Corvetto, scosso dalla morte del giovane elettricista egiziano disoccupato Rami El Ghami, volato durante un lungo inseguimento dei carabinieri da uno scooter guidato da un tunisino senza patente, con precedenti per rapine e droga e con addosso 1.000 euro in contanti, una catenina d'oro spezzata, con tutta probabilità frutto delle rapine in centro, un coltello a serramaniche e una bomboletta di spray al peperoncino, stanno saltando fuori gli arruffapopoli che hanno prodotto 3 notti di vandalismi e riportato alla ribalta le fragilità di un'area urbana milanese segnata dal degrado, tensioni etniche e criminalità. Pronto, chi è là? Ciao caro Danna, buongiorno. Buonasera. Ciao Mario, buonasera. dimmi tutto. Che si dice in Calabria, a Catanzaro, a Cosenza? Non si dice niente. Che si deve dire in Calabria? Scusa, ma ha chiamato quell'ascoltatore da Scalea e per me è stata aria di casa. Insomma, è un po' lontano da Vibo Valentia, è quasi al confine nord, però è sempre aria di casa. Dimmi tutto. No, a me diverte molto il dialetto calabrese, lo trovo simpaticissimo. È un dialetto, e poi una lingua, i dialetti sono anche quelli forme di lingua, no? Allora, sì, no, io volevo dire una cosa, cara Danna, vede, questi qua vivono al di fuori del tempo. I sindacati italiani, 2, tipo Landini, vivono ancora in una visione novecentesca, no? Del sindacato. E praticamente non ho capito che loro, a parte che oggi il TARI gli ha dato pure torto e quindi ha respinto il loro ricorso, non so se tu l'hai detto. E veramente quindi loro dicono che non era quello il loro ricorso. Comunque andiamo avanti. No, vabbè, oggi i sindacati non hanno più il potere di 30-40 anni fa che potevano far cadere i governi. Quando ci fu tutto forse eri troppo giovane, nel 94 la riforma Dini, il governo Berlusconi, scesero in piazza 3 milioni. Scesero in piazza 3 milioni. Poi nel 2002 altri 3 milioni. Allora, e fecero cadere i governi, perché se allora avessimo fatto una seria riforma delle pensioni 30 anni fa, avremmo guadagnato 30 anni di tempo. Purtroppo nella loro ottusità non l'avevano capito allora, e allora avevano un potere di far cadere i governi, ma oggi gli iscritti al sindacato sono meno della metà di quelli che erano una volta, e più del 50% sono pensionati. Ma questi che cosa hanno intenzione? Di fare la lotta di classe con i settantenni? Ecco. Scusami, ma secondo te, io che sono una partita IVA, secondo te a me di Landini quanto me ne può fregare? Cioè, secondo te quello sta tutelando i miei interessi? No, ma lui, come ha detto bene Sbarra, il nostro compaesano Sbarra, il calabrese, il nostro stesso simpatico, il sindacato si deve occupare di questioni economiche. I governi li decidono le elezioni in un paese democratico. Quello che ha fatto la Thatcher con Scardi, io ero in Inghilterra allora,
distrusse praticamente le potentissime trade unions. Ti ricordi i scioperi dei minatori e cose varie? Ma stai parlando della Thatcher, però. Sì, no, sì, ma il ragionamento non fa una piega, è che io non vedo Thatcher in Italia. No, ma non potrebbero esserci, perché in quel sistema le persone serie crescono. In un sistema da sempre catto comunista come il nostro, perché se tu vai a vedere la Costituzione italiana, caro Danna, non è che è basata su un principio etico, su un principio morale. No, è basata sull'esempio delle Costituzioni dell'Est Europa, repubblica fondata sul lavoro, cioè perché praticamente fu una Costituzione scritta in combutta tra cattolici e comunisti. C'era Umberto Terracini tra i firmatari della Costituzione, che era il capo del Partito Comunista. Cioè non c'è proprio l'humus, capisci quello che io voglio dirti, per far crescere una Thatcher in Italia, perché in Inghilterra non c'è né una chiesa cattolica né hanno avuto il più forte partito comunista dell'Occidente. È chiaro questo, se uno fa un'analisi storica seria, no? E quindi qui una Thatcher non potrebbe nascere mai. La povera Meloni fa quello che può fare nelle condizioni date. Noi siamo un medio piccolo paese che purtroppo si deve barcamenare in alleanze nella NATO, e purtroppo il nostro destino è stato deciso 80 anni fa a Yalta con un segno di matita sulla carta geografica, e tutto sommato ci è anche andato bene, Danne, perché è meglio da sta parte che dall'altra, insomma. Questo è poco ma sicuro, mio caro. Ci è andata davvero di culo 80 anni fa, con tutto quello che aveva combinato la buonanima del Duce, no? Scendendo in una guerra non voluta dalla nazione, mandando a morire figli di mamma ovunque, e tutto questo per niente. No, ma io, a parte quell'errore storico macroscopico, ma quello che io voglio dire è stato tutto quanto è stato deciso quindi non siamo in un sistema di alleanze, siamo una portaerei nel Mediterraneo. Quando fanno queste critiche alla Meloni, no? Io sono leghista, non sono meloniano, non sono in Fratelli d'Italia, dico ma ha tradito, deve andare in Europa, ha tradito tutti, ma che cosa deve fare? Purtroppo si deve barcamenare in un sistema di alleanze non deciso da lei. Non è che noi siamo un paese che può decidere del proprio destino. Fa quello che può fare, barcamenarsi in un sistema che è troppo più grande di lei. Anche se qui venisse, non so, Quintino Sella, il più grande politico che ha avuto l'Italia, no? In 150 anni di storia, più grande anche di Cavour, di Giolitti. Quintino Sella non potrebbe fare niente se resuscitasse la buonanima di Quintino Sella, mi spiego. Quindi queste critiche ingenerose, io sento anche Gianni da Genova che fa sempre osservazioni molto puntute, brave, ma la Meloni ci ha tradito, ha votato per la fondazione. Cosa deve fare nelle condizioni date? Con due guerre alle porte dell'Europa, caro Antonino, con una guerra che sta a 2 ore di volo da Milano e con l'altra che sta a 2 ore di volo da Roma. Va bene? No, già spettatore e cose varie, cioè cerchiamo anche di capire sta povera disgraziata come sta messa in mezzo e di che eredità ha avuto dopo 70 anni di una certa politica, e si è ritrovata anche 40 miliardi di bonus che ci ha lasciato l'avvocato con la pochetta. Ogni anno dobbiamo pagare 40 miliardi. Averli o non averli quei 40 miliardi fa la differenza di tutto il mondo, caro Antonino. Cerchiamo di essere di assolvere un po' di più sta povera disgraziata, perché più di questo non può fare. E in più si trova dentro casa la Filo Mariuccia, quelli che litigano per 20 euro le cose di canone Rai, i disordini sociali, le manifestazioni, l'università, gli intellettuali, gran parte dei mass media, ce l'ha tutti contro. Ma che è un soldatino, è rimasta l'ultimo giapponese. Cerchiamo un po' di essere un po' magnanimi con sta ragazza. Tutto qui, tutto quello che io chiedo, perché più di top non può fare. Il sistema glielo impedisce. Un tuo parere, ciao. Che altro aggiungere? Che c'è ragione. Dico solo una cosa per quanto riguarda quando tu dici gli inglesi non hanno avuto il più grande partito comunista d'Europa. Ti vorrei ricordare che gli inglesi hanno costruito il più grande impero mondiale dopo quello romano, ed è un impero che è durato fino alla metà del XX secolo più o meno.
sopravvive ancora sotto forma di Commonwealth, quello che vuoi. Se noi nel mondo abbiamo come coine dialectos, come lingua del mondo, l'inglese, lo dobbiamo appunto a questo popolo che, ispirandosi tra l'altro all'impero romano, ha costruito un impero che non è durato quanto quello romano, ma certamente ha avuto un'espansione mondiale. Finita la Grande Guerra, tra l'altro il mappamondo aveva molte più aree segnate di rosa, che era il colore per indicare i domini britannici, di quante ce ne fossero prima del 1914. Le guerre le hanno vinte tutte, tranne nell'Afghanistan negli anni 70 dell'Ottocento, e quella dei Boeri quando Churchill è finito pure lui nel campo di concentramento. Ma a parte questo, come vedi, i cavoli loro se li sono sempre guardati, e una nazione come quella, con un passato imperiale come quello, non avrebbe mai accettato un partito comunista. Partito laburista, che è un'altra cosa, che è socialismo, che è un certo tipo di socialismo, penso a Callaghan, penso ai grandi leader degli anni 60 del partito laburista, mi vanno anche bene. Diversamente non credo, e tra l'altro una democrazia con una vera alternanza, diversamente non credo che si possa paragonare la loro esperienza parlamentare storica a quello che abbiamo realizzato noi, anche perché loro sono una nazione che hanno più di 1000 anni di storia. Noi esistiamo da poco meno di 160 anni, quindi sai, non puoi nemmeno paragonare quello che hanno passato loro e quello che abbiamo vissuto noi, per quanto siano stati 160 anni molto intensi, direi. E anche il fatto che una nazione che si trova in una posizione strategica importante come questa, al centro del Mediterraneo, crocevia tra nord e sud del mondo, est e ovest del mondo, avrebbe dovuto avere una politica e delle politiche in questi 160 anni che avrebbero dovuto fare leva sulla sua centralità, e non sempre questo rincorrere prima le alleanze con gli imperi centrali, poi alleati della cordiale intesa, poi di nuovo alleati alla Germania, finiti in una guerra mondiale orribile, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, per fortuna, su questo hai ragione tu, per fortuna, meno male che 80 anni fa con un tratto di penna ci hanno messo da sto lato del mondo, perché se ci mettevano dall'altro, mamma mia. Allora, Daniele dall'Aquila: in Italia i governi li decide il Parlamento, non il popolo, è una repubblica parlamentare, se no non si capiscono i governi tecnici o delle stanze alleate 5 Stelle e Lega. Sì, lo sappiamo che è una repubblica parlamentare che si basa, che con il Parlamento dà il consenso attraverso la fiducia all'esistenza o meno del governo, però è altrettanto vero che il Parlamento, e questo è un discorso che mi sembra abbastanza evidente da tempo, il Parlamento mi pare che abbia perso quella sua centralità che in teoria doveva avere nel corso dell'esperienza repubblicana parlamentare come era stata concepita dalla Costituzione. Mi sembra abbastanza evidente. Non vedo una classe politica come quella, diciamo, che abbiamo avuto almeno fino a Mani Pulite, per cui credo che fare queste puntualizzazioni sia ben poco, anche perché i governi tecnici non sono stati voluti dal Parlamento. I governi tecnici sono stati voluti da presidenti della Repubblica che sono andati ben oltre i loro poteri cosiddetti a fisarmonica. Tant'è vero che gli ultimi 2 sono stati addirittura rieletti, quindi io starei attento a fare delle precisazioni di questo genere. Le 19, 30 minuti e 43 secondi, pausa, e poi Mattia Bazzar, stasera che sera, 1976. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea. Grazie Lorenz, ancora 11 minuti di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, le 19:34 minuti e 31 secondi. Il numero di telefono è sempre quello, 0292947222 oppure 340 670 9659. Allora, ladies and gentlemen, andiamo a vedere che cosa ha detto il ministro Piantedosi qua sull'ADN Kronos. Non si può dire che Milano sia una città fuori controllo, poi nessun segnale va sottovalutato. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del vertice alla prefettura di Milano organizzato per inquadrare una strategia volta a gestire la situazione legata agli scontri dei giorni scorsi al quartiere Corvetto. La riunione di oggi è stata molto proficua perché abbiamo avuto modo di rappresentare anche quello che era un impegno che stavamo mettendo a livello centrale nei confronti della città e dell'area metropolitana di Milano, a prescindere dagli ultimi accadimenti. Nel corso dell'incontro, aggiunge Piantedosi, abbiamo parlato dei rinforzi ormai imminenti attesi tra dicembre e gennaio. Oltre al normale turnover tra le forze di polizia, immetteremo più di 600 unità di personale aggiuntivo, cosa che permetterà di avere un significativo beneficio anche nei servizi di controllo del territorio. Per Piantedosi non si può assimilare quanto successo al Corvette ai contesti delle banlieue, per una questione di numeri e di evidenze. Tuttavia sono segnali che non vanno sottovalutati, ha precisato, ricordando che al quartiere nel corso di quest'anno sono stati svolti più di 40 servizi ad alto impatto e 162 arresti. Cito il Corvetto, puntualizza il ministro, perché il quartiere è salito ai fasti della cronaca, ma si potrebbe moltiplicare anche per gli altri quadranti, in una città dove le forze di polizia fanno il loro dovere in sinergia con le altre istituzioni. E questo, ci tengo sempre a dirlo, non significa negare l'importanza di certi fenomeni. L'area metropolitana di Milano si registra alcune particolarità, come quasi il doppio della media nazionale della presenza di cittadini immigrati, il 65% circa di reati commessi dagli immigrati, e questo non perché ci sia una vocazione naturale da parte degli immigrati, ma perché si tratta di fasce di società che vanno ad alimentare maggiore possibilità di emarginazione. Io l'ho detto anche in altri contesti, aggiunge Piantedosi, chi immagina che l'integrazione passi semplicemente attraverso il rilascio di un foglio di carta o di un permesso di soggiorno, cioè solo di una decretazione formale, sbaglia. Sarebbe molto comodo per tutti noi, responsabili delle istituzioni, lavarci la coscienza rilasciando permessi di soggiorno. Si tratta, conclude Piantedosi, di fenomeni che vanno seguiti, ai quali noi intendiamo riservare tutta l'attenzione che merita la seconda città più importante insieme a Roma del territorio nazionale. Voglio leggere questa cosa che ha scritto Mendolara nel suo pezzo oggi della Verità, poi la commentate voi. Tra i manifestanti appunto delle proteste che ci sono state lunedì notte, era stata arrestata a stretto giro un Maranza 21enne di origine montenegrina, nato in Italia ma con permesso di soggiorno scaduto, residente in un'altra area difficile della città, la cosiddetta Casba di San Siro. Un aspetto che prova l'esistenza di una fitta rete tra le bande Maranza che occupano i quartieri difficili. Già noto alle forze dell'ordine, il montenegrino è stato identificato attraverso i video che hanno ripreso le proteste e si sarebbe distinto come uno dei più attivi e violenti. L'accusa nei suoi confronti è devastazione, resistenza pubblico ufficiale aggravata, uso di armi improprie, bottiglie incendiarie, danneggiamenti in concorso con oltre 10 persone non ancora identificate. Il ragazzo è ora detenuto a San Vittore in attesa dell'interrogatorio di garanzia da parte del GIP Chiara Valori. La famiglia Irami, pur devastata dal dolore, si è dissociata dalle violenze appellandosi alla giustizia italiana. Yehia El-Gami, il padre del ragazzo, ha dichiarato: non vogliamo vendetta ma chiarezza, ci dissociamo dai violenti, ringraziamo tutti per la loro vicinanza, soprattutto gli italiani. Mio figlio era ormai più italiano che egiziano. Anche Ali Arnash, presidente della comunità egiziana nella Lombardia, ha condannato i disordini. Il dolore non può essere alibi per la violenza, chiedere giustizia è giusto, ma distruggere il quartiere non porta a nulla. Ecco, ministro Piantedosi, certamente non è una banlieue il Corvetto, come dice lei, però è altrettanto vero che quando al Corvetto viene preso questo montenegrino, questo Maranza montenegrino, che è residente
nella casba di San Siro e che, secondo il collega Mendolara, questo aspetto prova l'esistenza di una fitta rete tra le bande maranza che occupano i quartieri difficili, beh, non è una ballie, però è meglio che ci stiamo attenti a che non lo divenga, mettiamola così. Che ne dice Eccellenza? Questo è il punto. 0292947222 se volete telefonare, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe. La DN Cronos ha sentito Massimo Boldi, signore e signori. Cosa ha detto Cipollino? Cipollino ha detto: mi sono fatto l'idea che tutti vogliono apparire, quindi pur di apparire sono anche in grado di commettere magari un delitto. Così alla DN Cronos Massimo Boldi commenta la rabbia dei giovani Maranza che l'altra sera nel quartiere Corvetto di Milano hanno commesso devastazione e incendi. Al centro della questione, secondo l'attore milanese, c'è un problema educativo. Più andiamo avanti con gli anni, dice, più i genitori sono sempre più permissivi. Più che dire mi raccomando non sono capaci, afferma. Una volta i nostri nonni tiravano fuori la cinghia, continua. Ora, senza arrivare a questi estremi, fa capire l'attore, i genitori dovrebbero reimparare a educare, libertà diciamo ma vigilata. Secondo Boldi il disagio c'è anche se vai nei quartieri altolocati. Secondo le zone, secondo i quartieri malfamati o meno, spiega, uno prende l'atteggiamento da dove abita e da dove è abituato a stare. Insomma, ognuno di noi è figlio del posto da cui viene. Questo, non so. Mio padre diceva in maniera un pochettino estremista, se volete, ma chiara, una perla in un cesso sarà sempre una perla. Qualcuno obiettò una volta, sì, ma si può sporcare di quello che c'è dentro i cessi, questo è il fatto. Però da qua a dire che uno diventa come il quartiere da cui viene mi sembra un po' esagerato, ecco, mettiamolo così. La responsabilità per le cose che facciamo nella nostra vita è personale. Certamente l'ambiente in cui vivi ti insegna a campare, ti insegna a vedere la vita in un certo modo, ma è altrettanto chiaro che ognuno di noi poi si muove secondo quello che ha nel cuore, secondo quello che ha nella sua testa, insomma. Si può venire da quartieri difficili, si può venire da quartieri, diciamo così, complicati, non diciamo difficili, ma nonostante tutto si può tranquillamente essere delle ottime persone, quindi non vedo, se no veramente qui cominciamo a etichettare la gente per i posti da cui vengono e allora torniamo a quelli che scrivevano non s'affitta ai meridionali, dai su. Cipollì, per certe cose hai ragione, per certe altre non lo so, non riesco a seguirti. Nelle 19:42 minuti e 21 secondi, 0292947222, prendiamo un'ultima telefonata se avete voglia, altrimenti cominciamo già a tirare i remi in barca perché noi ci si ritrova altrimenti, è vero. Domani alle 17:30, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, perché domani cosa ci sarà? Ci sarà il crisomicrofonato programma che è, cioè il programma premiato con il microfono d'oro, che è Chilometro Zoom. E quindi la premiata ditta Danne e Viviani tornerà a fare guai sull'etere e a cercare di raccontarvi un po' quello che succede nel mondo di agricoltura, pesca, ambiente e dintorni. Quindi domani dalle 17:30 in poi avremo appunto il nostro spazio, poi ci sarà Ale Musella che naturalmente da per suo parlerà alle ore 19:05 di arte. Stavolta dovremmo essere un po' più fortunati col telefono, lui ultimamente ha avuto qualche guaio con il telefono, quindi non siamo riusciti a collegarci adeguatamente con lui. Che altro dire, insomma, mancano un paio di minuti scarsi alla fine della trasmissione. Lorenz, hai viaggiato bene? Lorenz deve essere svenuto molto probabilmente o molto probabilmente a quest'ora. No, eccomi, scusa Antonino, scusa. Hai viaggiato bene? Com'è andata stasera? No, bene, dai, bene. Siamo sopravvissuti.
No, c'è colpa Pelle. mia, ero distratto Ciao io, Pelle. ho chiesto una cosa, è tutta colpa mia. Scusami. Cosa stavi facendo? Perché mi hai rubato il regista, Pelle? Cose importanti, Liverpool, Real Madrid. Cioè, manco stessimo parlando di Vibonese Licata, veramente, non ho parole, guarda, non ho parole. Vabbè, sei perdonato per questa volta, dai, non ti preoccupare. Un saluto all'immenso Pigi Pellegrin, che vi ricordo, seguitelo sempre con il suo Oltre la pagina dopo le ore 12, mi raccomando, perché il buon Pelle è uno che si sbatte alla grande per fare un bel programma di cultura. E non lo dico io per fargli, diciamo così, un po' di pomata, ma perché credo sia sotto gli occhi e sotto le orecchie di tutti quanti. Va bene, allora, alle 19:45 minuti e 8 secondi, Zoom termina qui. Ci salutiamo con una ruffianissima canzone cantata da Stefania Rotolo, pace all'anima sua, nel 1979, Cocktail d'amore. Wow, scritta da Cristiano Malgioglio. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani 17:30 sulle magiche onde di Radio Libertà, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.